A me sembra raccapricciante tutto quello che si sta leggendo e la sto leggendo anche come un'agonia. Il giorno più nero della Lega Nord, che ha visto arrivare le auto della finanza nella sede storica di Via Bellerio a Milano. Il giorno dello scandalo che travolge il suo tesoriere Francesco Belsito e con esso il partito. Belsito, l'uomo che secondo i magistrati avrebbe distratto i soldi dei rimborsi elettorali per esigenze personali dei familiari di Umberto Bossi. Un terremoto di proporzioni epocali innescato dalle procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria. Ma Belsito non è il solo a finire nel mirino. Tra gli indagati, 8 in tutto, le fiamme gialle i magistrati puntano anche sull'uomo d'affari sandonatese Stefano Bonet, accusato di appropriazione indebita aggravata, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato e finanziamento illecito ai partiti. Perquisizioni della finanza stamani nelle sedi del gruppo di società finanziarie di Bonet a Sandona di Piave e Padova e in uno stabile di Treviso. Obiettivo dei controlli: reperire documentazione sui rapporti finanziari intercorsi tra Bonet, con interessi anche in Campania, e il tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito. L'indagine sarebbe nata analizzando alcune transazioni finanziarie di Bonet legate a un altro uomo d'affari, Paolo Scala. Movimentazioni di denaro per investimenti in Tanzania, passando anche per Cipro, con soldi sottratti alla Lega Nord. L'inchiesta è nata proprio da un esposto di un militante del Carroccio sugli investimenti in Tanzania, che già mesi fa sollevarono polemiche e dibattiti nel partito. Abbiamo l'obbligo di dimostrare ai cittadini e poi ai militanti del partito che in Lega tutto si compie in maniera corretta. Quindi questo è il primo obbligo che ogni militante, non c'è altro da aggiungere. Al governatore del Veneto fa eco Roberto Maroni: dobbiamo reagire subito, ma la ferita è profonda e cade proprio nei giorni delle grandi rivoluzioni interne al partito. Un momento chiave della sua storia e una ferita che il popolo leghista potrebbe non perdonare. È ora di porre la parola fine e basta a tutte queste cose, si faccia chiarezza e si faccia pulizia.